Bentornati amici, ci troviamo ancora una volta in passeggiata per le vie di Castelfranco Veneto alla scoperta di Palazzo Soranzo Novello. Un palazzo e un capitolo importante per gli abitanti di questa città. Un luogo storico con un fascino unico e una nuova vita che cominceremo a conoscere in questa nuova puntata di Itinerari Turistici. Buongiorno Assessore. Bentrovata Ida. Grazie. Eccoci a Palazzo Soranzo Novello. Si sente tutto il peso della storia, un palazzo importante per Castelfranco Veneto, costruito nel 1300. Hai ben detto Ida. 1300 su volere della famiglia Soranzo, che lo volle proprio edificare di fronte alla torre civica con il leone alato, simbolo di Venezia, città che la dominava. Nel Settecento è stato acquisito poi dalla famiglia Novello e poi, diciamo per tornare ai giorni nostri, è stata sede della Banca di Castelfranco Veneto, poi diventata Banca Popolare di Vicenza. Ma perché la cittadinanza di Castelfranco Veneto è così legata a questo palazzo? Perché rappresenta il fulcro della ricchezza cittadina e dove ogni cittadino castellano si è recato più volte. Un luogo questo che tutta Castelfranco sentiva suo nell'anima, ma che effettivamente suo non era. Poi, nel 2021 succede qualcosa di totalmente inaspettato. Certo, l'acquisizione di Palazzo Soranzo Novello da parte dell'amministrazione comunale non era nei progetti del 2020, del mandato del sindaco Stefano Marcon, ma lui, grazie a lui, ha saputo cogliere un'opportunità che non si sarebbe più ripresentata e lui non poteva farsela sfuggire. È stata accolta questa iniziativa con l'unanimità di tutto il Consiglio Comunale. Abbiamo potuto esercitare il diritto di prelazione per 3.600.000 euro. Passa un anno e nell'ottobre del 2022 il sindaco Stefano Marcon dice: dobbiamo ridare questo palazzo alla cittadinanza. E loro dobbiamo riaprirlo. Con cosa? Viene aperta un'iniziativa espositiva denominata Temporanea, esibire, documentare, recuperare. Fortemente pensato, desiderato e infine voluto dall'amministrazione Marcon di Castelfranco Veneto, questo spazio espositivo, da chi viene seguito? Sì. L'iniziativa Temporanea è curata dal dottor Matteo Melchiorre, direttore del Museo di Castelfranco Veneto, e l'allestimento è curato dall'architetto Giuliana Zanella. Il coordinatore del progetto è la dottoressa Lisa Rebellato. Allora andiamo a conoscerli tutti e portiamo nelle case dei nostri telespettatori tutta la bellezza antica ed attuale di Palazzo Soranzo Novello. Esibire, documentare e recuperare il tema di questo spazio espositivo e ne parliamo con Lisa Rebellato. Ciao Lisa. Ciao. Temporanea, esibire, documentare e recuperare è un'esperienza espositiva che ha l'obiettivo di restituire questo spazio alla cittadinanza. Diciamo che questo è anche il primo passo per trasformare questo luogo in uno spazio di arte, cultura e storia. Temporanea mescola la densità dello spazio vuoto e del tempo sospeso alla densità dei colori e la vivacità dei numerosi oggetti che sono stati recuperati dai depositi comunali e si compie in 3 azioni, ognuna però con un proprio linguaggio. Andiamo allora a visitare la prima sala che troviamo entrando a Palazzo Soranzo Novello. Una Wunderkammer. Cosa sarà mai una Wunderkammer? Ce lo spiegherà Marta. La
Wunderkammer è la Camera delle Meraviglie che i collezionisti antichi allestivano nelle loro abitazioni, in stanze oppure anche semplici armadi, per raccogliere le cose più preziose, curiose, gli oggetti importanti. Abbiamo allestito in questa sala e nelle successive diverse Wunderkammer per raggiungere appunto la possibilità di vedere quasi 500 oggetti delle collezioni civiche del museo. Le collezioni civiche di Castelfranco hanno questa caratteristica, sono estremamente eterogenee, quindi abbiamo materiali che spaziano dai reperti preistorici alle monete romane, alle pietre antiche, a una ricca pinacoteca, disegni, stampe, bronzi, burattini, strumenti musicali, tantissimi oggetti appunto diversi tra loro e originali. Questi oggetti, che come vedete sono in dialogo con gli spazi originali della banca, sono qui anche per raccontarci della necessità, prima di ogni altro intervento, della necessità di approfondire, di fare ricerca, di descrivere, di conoscere questi materiali in modo scientifico. Queste operazioni sono la condizione necessaria per poi aprire i riflettori. Dallo spazio esibire passiamo allo spazio documentare. Sì, perché vogliamo capire com'era questo palazzo in origine e il perché di questo grande affetto. Eccoli, gli sportelli dell'antica banca. Li sto accarezzando, sì, perché a questa banca i castellani davvero volevano bene. Vero, Daniele? Sì, siamo in un luogo assolutamente magico e pieno di fascinazione. Questa è la sede popolare della Banca Popolare di Castelfranco prima e della Banca Popolare di Vicenza poi. Abbiamo fatto un'operazione assolutamente, diciamo, magica e piena di pathos. Si sente. Sì, abbiamo lasciato tutti i mobili, gli arredi come erano nel loro utilizzo, insomma, e siamo intervenuti con un'opera site specific, un'intuizione del direttore Matteo Melchiorre, evoluta insieme dalla giunta e da tutto il suo staff, che è una sorta di viaggio all'interno di questi spazi che sono rimasti immobili e bloccati e che però raccontano tutto un movimento che si districa tra le varie stanze, tra i vari ambienti di questi due palazzi che si toccano, si guardano. L'opera si basa su una riflessione molto forte sul tempo, un tempo che appunto è rimasto immobile e si compone di una sorta di percorso, una soggettiva, diciamo quasi videoludica, che ci accompagna dal piano terra fino all'ultimo piano dei palazzi e che poi si capovolge su se stesso in un pathos, diciamo, molto magico e misterioso, cadendo poi nella parte del palazzo di Palazzo Soranzo, che è la parte più antica, che era poi la sede originale della banca. Il progetto si è svolto interamente qui dentro, abbiamo lavorato in 10 giorni di registrazione con una troupe e con tutta una parte sonora, registrando suoni, movimenti e tutto quello che dà questo spazio a livello di energia e di fascinazione. E abbiamo scoperto un luogo davvero surreale e emozionante, di una qualità quasi mistica. Il nostro viaggio si fa sempre più interessante, sì, perché dopo tutto quello che abbiamo già visto c'è ancora qualcosa da recuperare, assieme a una bella storia da raccontare. Sì, perché nel 1496 viene dipinta quest'opera sui portici antestanti la banca, che diventa il simbolo del palazzo e ha un suo nome, un suo titolo. È una Madonna in trono tra San Girolamo e Sant'Antonio Abate, di autore ignoto. È un affresco collocato appunto all'esterno, che però è stato poi staccato e portato all'interno di questa sala, dove si trovava fino al 2017. Il rientro sarà entro la fine di quest'estate e noi lo aspettiamo. E noi saremo qua ad aspettare il rientro di questa grandissima opera.
scuola di mio con Sierpa. Sì, guarda, te piace, guarda che bella che ho fatto sto anno. Guarda. Ma quante volte lo dirsi che sai otterizia così non mi piace, non mi piace. Non solo temporanea l'estate di Castelfranco, restate in castello con noi, vero Roberta? Così è intitolata l'estate castellana. Certo Ida, Restate in Castello è una rassegna veramente a tutto tondo. Musica, cinema, teatro, risate e molto altro. Abbiamo già aperto la stagione con un'iniziativa nuova che vede non solo il castello ma tutte le frazioni, ovvero una rassegna teatrale in scena con noi in collaborazione con il coordinamento del volontariato castellano, che vede uno spettacolo teatrale attraversare quartieri e frazioni della città di Castelfranco. Questo perché l'amministrazione ritiene che ravvivare aiuta anche a rafforzare il senso di comunità. Ma che non ti va bene niente, eh? L'anno passato ho fatto a blu e non ti andava bene, sto anno ti ho fatto a Zara e non ti va bene. Guarda, divorzio da Va bene, a me va bene, a me va bene, a me va bene. Acquapuntura! Ecco qua. Lasciamo Castelfranco Veneto, custode di secoli, storia e tanta arte, ed entriamo in questo nuovo spazio espositivo per grazia ricevuta. Gli ex voto, sì, miracoli, si chiamano così, perché a Castelfranco Veneto succede anche questo, ma questa è un'altra storia che vi racconteremo nella prossima puntata di Itinerari Turistici. Grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia, alla prossima settimana. Si tu es contre Dieu, tu es contre l'homme. Ça, étudie Amérique.